Drogheria Preti nasce nel 1936 su idea di Giuseppe Preti, che aveva già un magazzino di saponi ed affini ai magazzini generali di Padova. Fin dal 1878 circa, qui c'era la farmacia Santa Giustina, che nel 1933, dopo l'apertura di via Luca Belludi qui di fronte, si trasferisce nel palazzo qui di fronte, Palazzo Sacerdoti. Rimane libero per qualche anno e nel 1936 Giuseppe Preti appunto apre la drogheria. Si pensa che gli arredi interni siano quelli della farmacia, tranne le luci delle vetrine esterne che sono state modificate in sede di restauro del palazzo. Il Preti, Giuseppe, inizia la sua attività dove viene svolta dalla moglie Nella. La signora Nella rimane qui per circa 50 anni, mentre Zuin Luigi, il garzone che aveva cominciato qui negli anni 40, prosegue l'attività fino agli anni 70-80, quando poi diventa il reale titolare, fino agli anni 90. Nel 99 manca il signor Luigi ed io acquisto dagli eredi della famiglia Zuin l'attività. Dal 2000 quindi sono qui e faccio parte di questa storia, perché appunto ritengo che chi entra in Drogheria Preti per la gestione fa parte di una storia culturale della città, tanto che nel 2006 è stato valutato il decreto di tutela degli arredi e delle strutture esterne, delle vetrine e delle insegne da parte della Soprintendenza di Belle Arti di Venezia. In drogheria puoi trovare, si dice di tutto, ma non è in realtà così, perché si trovano specificatamente certi prodotti che abbiamo ancora e da sempre. A parte liquori, che può essere adesso le caramelle, ma tutta una serie di prodotti che sul mercato normale non trovi, anche sfusi. Dal talco alla gomma lacca, alle colle animali, ai colori in polvere, alle terre, alle resine, alle spezie, soprattutto, perché la drogheria nasce sulle spezie, ma soprattutto il cliente vuole la continuità di questa fornitura, chiamiamola, di questa disponibilità di prodotto, perché la cosa si tramanda da generazione in generazione. I prodotti che vengono venduti qui da sempre vengono tramandati in famiglia dalla nonna alla figlia a ora alle nipoti, che vengono qui adesso con i figli, quindi parliamo di 4-5 generazioni che si tramandano. Dove vado a comprare questo prodotto? Vai in Drogheria Preti ed è sicura certezza che può venire qui e trovarlo. Questa è la nostra, diciamo, forza e legame soprattutto con la nostra clientela, che può trovare dalla paglietta, dalla gomma lacca, dalla cera, l'olio per i mobili, l'olio per i pavimenti, il talco, i solventi per la pulizia, le spezie, i caditi per fare la pastiera, il fior d'arancio, i liquori, la liquidizia. Sì, la parte dei prodotti sfusi è una parte fondamentale, perché non serve comprarne un sacchetto da mezzo chilo, 1 chilo, che può essere la pezzatura acquistabile in un'altra attività, ma qui in drogheria puoi prendere 10 grammi, 20 grammi, 30 grammi, 50 grammi. Cioè, la fondamentale è questa, di trovare un prodotto sfuso e quel che ti basta, quel che senza spreco e senza
Quindi avere sempre un prodotto magari sempre fresco, poche spezie ad esempio, o quello che ti serve, poco talco, poca paglietta, poca gomma lacca, giusto quello che ti serve per fare l'attività in quel momento, con quell'operazione che devi fare. La forza del nostro prodotto è proprio questo. La nostra vendita è basata sulla vendita di quel necessario che le serve al cliente per quel momento. Certamente l'ambiente interno crea il suo fascino alla clientela. Anche chi non è di Padova, quando entra, viene attratto soprattutto dall'odore, dal profumo, da quello che sente anche intorno. Io non lo sento più perché purtroppo da tanti anni non riesco a sentirlo quando torno dalle vacanze, magari un po' di... ma dura pochissimo perché poi il mio naso si affina subito, immediatamente. Però chi entra viene attratto dagli odori, dai profumi. Ed è questa, anche questa è una forza. Tanti clienti entrano e sanno di trovare, sapendo di trovarlo, quello che trovavano nelle loro città, ciò che non trovano più perché purtroppo in tante città le drogherie sono sparite, sono state chiuse, soffocate dalla grande distribuzione. Di conseguenza quando entrano sanno già di trovare sicuramente un prodotto che ce l'avete quel prodotto? Sì, ce l'abbiamo, perché nella mia città non lo trovo più. Proprio ecco la continuità di questa vendita, anche se non sono clienti abituali padovani. La difficoltà poi di reperire i prodotti non è così banale, perché molte aziende, sforbiciando sulle loro disponibilità, in questi anni stiamo trovando a volte difficoltà su alcuni prodotti ad essere reperiti, proprio perché non essendo più una vendita costante, alcune aziende hanno tolto dai loro cataloghi certe categorie di prodotti. In questi anni c'è sempre maggior difficoltà a volte a trovare determinati prodotti, perché appunto le aziende fanno fatica a mettere nel mercato dei prodotti che ormai sono desueti o non sono più utilizzati dalla massa, diciamo così. Questa è la classica domanda che mi fanno, e qual è il prodotto più venduto. Sono in seria difficoltà, però alcuni prodotti adesso non mi sfuggono, però veramente siamo sul filo di un rasoio, proprio perché, come raccontavamo prima, cioè la difficoltà di trovare ancora le aziende che riescano a proporci questi prodotti si sta affievolendo, quindi speriamo di potervi dare disponibilità su tutto. Il futuro della drogheria, finché c'è Daniele, continuerà. Il problema è che Daniele sta continuando a lavorare da circa 40 anni e quindi chi sarà che porterà avanti? È una domanda che mi viene posta spesso e alla quale tuttora non so rispondere. L'idea nostra era mia personale, l'idea mia era di creare una sorta di associazione degli amici della drogheria che riesca a continuare a portare avanti, oppure trovare una persona che abbia la passione e la forza di continuare nella gestione della drogheria Preti. La drogheria Preti fa parte veramente ormai di una nicchia talmente ristretta di negozi che non sappiamo quanta forza avremo nei prossimi anni. Sicuramente la posizione e la tradizione ci aiutano, però veramente Drogheria Preti fa parte di una micro nicchia veramente di attività che la grande distribuzione e il progresso ha veramente travolto come una valanga. Tantissimi hanno chiuso e qui a Padova rimaniamo in 2. Riusciamo
a continuare la nostra attività proprio per la posizione e per la tradizione che riusciamo a continuare. Il futuro speriamo, noi abbiamo fiducia nei nostri clienti, abbiamo fiducia anche in chi ci aiuta e nelle associazioni di categoria che ci supportano e ci aiutano a mantenere viva la passione e la voglia di continuare a portare avanti la tradizione. Quindi nel 2006, grazie anche alla collaborazione di Confesercenti e del Comune di Padova, è stato creato l'albo dei negozi storici. Da lì si è iniziato un percorso di realizzazione di quest'albo tra l'associazione di categoria e il Comune di Padova. Massima disponibilità e quindi per porre sotto tutela, perlomeno a livello mediatico, chiamiamolo, per dare risalto a queste attività storiche. Quando poi si potrebbe arrivare al vincolo di merceologia che è stato fatto poi per Firenze, per arrivare a una tutela veramente solida delle attività storiche. Sarà un percorso molto difficile, ma è percorribile, potrebbe essere una strada percorribile per avere la tutela fondamentale dei negozi storici e delle attività storiche.